semina. Bruna la terra sotto il limpido cielo invernale. Le zolle rivoltate dal vomere sembrano già una cosa viva, un grembo materno che il seme, un chicco di grano, porterà a fecondità. Poi i campi seminati a grano. Questa è la stagione dell'attesa e della speranza. A giugno, pensa l'agricoltore, avvamperanno rigogliose le messi. Dai buoi patriarcali, oggi e sempre più spesso, ai potenti trattori. Una forza moltiplicata al servizio del vomere per sollecitare il terreno e produrre di più. Le cifre infatti non smentiscono l'industre fatica. La produzione nazionale di frumento è salita da 42 milioni di quintali nel 1945 alla cifra record di 88 milioni nel 1953. Tuttavia non è ancora sufficiente al fabbisogno della nazione e lo Stato deve provvedere con importazioni anche per fronteggiare eventuali periodi di emergenza. Dal 1950 si mantengono delle scorte rotanti che hanno raggiunto talvolta i 10 milioni di quintali. Ciò ha creato il problema della conservazione nei depositi. Su ogni nave carica di grano che giunge in porto, un tecnico specializzato dell'Alto Commissariato per l'Alimentazione procede a un accurato esame del frumento prima ancora che tocchi il suolo nazionale. Viene controllata la temperatura, il grado di umidità, ispezionati i boccaporti di stiva, la superficie del grano, i sacchi fermacarico. Mano a mano che lo scarico procede, si provvede a prelevare campioni di grano che vengono esaminati sul posto, ricercando eventuali parassiti e a rendersi conto delle condizioni di conservabilità del carico. Anche il peso ettolitrico del grano viene misurato. Dati raccolti, osservazioni fatte e un campione di frumento del carico vengono immediatamente inviati al gabinetto di analisi entomologiche che effettua il definitivo esame del grano. Questi procedimenti consentono di conoscere così la situazione del carico di ogni nave prima che il cereale giunga nei depositi. Ogni chicco di grano è un organismo vivente che respira, assorbe ossigeno dall'aria ambiente e immette acqua e anidride carbonica. L'armonia di tali complessi e delicati fenomeni viene spezzata dall'azione devastatrice degli insetti nemici del grano conservato, dotati di una incredibile voracità, prolificità e di una resistenza enorme.
ecco le conseguenze dell'attacco di una delle più terribili specie, i punteruoli. Il rostro di cui sono muniti è per essi un ottimo strumento di lavoro. Questo strano insetto ha già passato oltre un mese entro il chicco di grano nello stadio di larva, cibandosi del contenuto fino a svuotare completamente il chicco stesso. Questo grano invece è infestato dal cappuccino dei cereali, piccolo coleottero di una stupefacente potenza distruttiva. Le sue formidabili mandibole non conoscono sosta, sia nello stato di adulto, sia durante il periodo di larva che lo precede. Le larve, infatti, sviluppandosi entro le cariossidi, compiono i loro guasti nascostamente, essendo esse invisibili dall'esterno. Ma ora, mediante la radiografia, il tecnico esperto riesce agevolmente a individuarle nei loro nascondigli e a neutralizzare la loro azione. Le scorte di grano giunte nei depositi sono oggetto di continua sorveglianza da parte di apposite commissioni di esperti che consigliano le operazioni da farsi per garantirne la buona conservazione. Una delle più importanti fra queste operazioni è la disinfestazione degli impianti e del grano. Quest'ultima viene comunemente fatta con insetticidi liquidi che rapidamente gassificano e penetrano in tutta la massa del cereale, essendo questo gas più pesante dell'aria. Perciò è indispensabile assicurare la chiusura più ermetica possibile ove la disinfestazione è stata praticata. L'accurata sorveglianza consente ai tecnici di segnalare al centro le partite di grano che possono essere immesse al consumo e di assicurare nello stesso tempo il buon immagazzinamento di quelle che devono rimanere nei depositi più a lungo. Tanti chicchi come uno solo, scelto a caso in un sacco di grano. Tanti chicchi affidati alle sagge cure dello Stato e degli uomini. Perché il grano, umile e generoso, si conservi intatto e si trasformi nel buon pane, che è il nostro primo e più salutare alimento.